Le palestre riaprono e tornano ad accogliere gli iscritti che potranno fare attività fisica seguendo le regole previste dai protocolli sanitari. Un altro piccolo grande passo verso la normalità, ma è importante ricordare che bisognerà seguire delle regole ben precise. All'interno è sempre obbligatorio indossare la mascherina, non durante lo svolgimento dell'attività fisica. Le sessioni di allenamento dovranno svolgersi con una distanza tra persone di almeno 2 metri e restano indisponibili gli spogliatoi e le docce. Ma com'è stato riaprire dopo quasi 8 mesi di inattività? Dopo parecchi mesi qui siamo stati chiusi dal 18 di ottobre, ricordo. Sinceramente è stata veramente dura non poter esprimere ciò che ci piace fare, soprattutto. Questo ha creato sia in me sia in tanti clienti negatività, un po' di diciamo quasi depressione, no? Ad ogni modo, la risposta dei clienti e dei tanti sportivi è stata incoraggiante fin dalle prime ore della giornata. E già da stamattina che è appena aperto, fortunatamente avevo già gli storici clienti che sono venuti subito e mi hanno dato subito un sacco di carica, veramente sì. Speriamo bene domani, dopodomani, comunque l'importante è esserci, siamo felicissimi di questo. Proprio qualche minuto fa abbiamo acceso la macchina dell'ozono, adesso l'ho spenta, poi la riaccendiamo ancora, è passato il perossido con l'atomizzatore negli spogliatoi, perciò ci sentiamo tranquilli, noi facciamo questo 2 volte al giorno.